cordiale saluto, gentili amici e amiche da Visione all'Ascolto, edizione del mattino del nostro audio-video giornale. Dalle prime luci dell'alba nevica anche sulla pianura e costa in Friuli Venezia Giulia. Nevicate che hanno creato disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. Ritardi segnalati fino a 65 minuti tra Venezia, Santa Lucia, Udine e Trieste, con alcuni treni regionali cancellati da Udine verso Trieste, sia in direzione Gorizia che Cervignano, sulla Sacile Maniago, Casassa Portogruaro e Udine Carnia. Tra il capoluogo regionale e quello friulano ritardi più contenuti, idem per i regionali che da Udine si muovono in direzione Venezia. Sulla rete autostradale già da ieri è scattato il piano neve e non si segnalano al momento particolari criticità. Il traffico pesante già da ieri sera è stato interdetto dal nodo di Palmanova verso l'Austria in direzione Tarvisio. Sulla rete ordinaria ci sono stati dei tamponamenti e piccoli incidenti, per fortuna non di grave entità. Le arterie gestite da Friuli Venezia Giulia Strade e ANAS sono percorribili in sicurezza. Sulla costa occhi puntati a Lignano e Grado per la prevista ondata di acqua alta nella tarda mattinata. Una forte scossa di terremoto, pari a 5,2 gradi della scala Richter, è stata registrata alle 6:28 con epicentro a Petrinja, a circa 50 km a sud-est di Zagabria in Croazia. Il sisma è stato avvertito a Trieste nella bassa friulana. L'ipocentro si è sviluppato in superficie secondo i dati del centro sismologico regionale che ha registrato lo sviluppo del movimento tellurico. Tanta paura tra la gente, subito ha allertato i centralini del soccorso attraverso il numero unico d'emergenza 112. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia non si segnalano danni ma solo tanta paura. L'area colpita invece dal sisma, secondo le prime notizie da parte dei media locali, le immagini che vedete sono state pubblicate dal sito online del quotidiano La Voce del Popolo, si segnalano 2 incendi, smottamenti e calcinacci caduti dai cornicioni e tetti sulla sede stradale. Sul posto stanno operando le squadre di soccorso. Al momento non si segnalano feriti o vittime. E con questa notizia è tutto, chiudiamo qui questa edizione del mattino, vediamo appuntamento più tardi per le altre notizie.